Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi mi trovo sulla strada statale 389 in direzione alla dei Sardi, ma vi dico subito una cosa: se avete una moto stradale forse è meglio skippare questo video, perché anche oggi ho sentito il richiamo della foresta e tra poco lascerò l'asfalto per continuare ad allenare memoria visiva e senso di orientamento tra i selvaggi sterrati alaesi. In particolare oggi andrò a fare un giro di ricognizione sugli altopiani verso la foresta di Bolostiu, un angolo ancora autentico dell'entroterra sardo con più di 1050 ettari di natura incontaminata. Eccoci arrivati di nuovo ad Ala dei Sardi, avventurieri. Ora qua prendete come riferimento la caserma dei carabinieri, attraversiamo tutto il borgo di granito, poi in prossimità della caserma giriamo per via Cagliari, o meglio ancora seguite le indicazioni per il complesso nuragico di Sos-Nuratolos, che tra l'altro ho già ripreso in un precedente video e vi consiglio di visitare, o perlomeno guardate anche il video. Vedete, dobbiamo girare di qua per viale San Francesco. Vabbè, come prima tappa oggi punteremo alla vedetta Bonastore, una postazione antincendio ormai in disuso ma che domina gran parte della valle. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungerla. Vedete, stiamo andando di nuovo verso quel territorio punteggiato da quei grossi generatori. Ora la campagna qui è bellissima, guardate quanti colori, è esplosa la primavera e finalmente è arrivato anche un po' di caldo dopo 2 o 3 giorni invernali. Questo di oggi è un percorso abbastanza semplice che potete fare anche con una dual, con una adventure bike. Vedete, la strada da asfaltata si fa cementata. L'unica cosa a cui dovete prestare attenzione ovviamente è la pendenza, perché sale repentinamente e poi c'è qualche attraversamento, vedete. Qui siamo quasi arrivati alla vedetta, ma continuiamo a salire. Qui mi sento un po' come Don Chisciotte questi giorni che lotta contro i mulini a vento. Guardate, anche qui questi grossi generatori torreggiano nell'orizzonte. Dovremmo essere arrivati in prossimità della vedetta. Proviamo ad addentrarci da questa strada sterrata, dovrebbe essere di qua. E a quanto pare sembra abbiano ripristinato, tra l'altro, o perlomeno stanno ripristinando, vedete? Sì, ci sono dei lavori in corso. Guardate avventurieri, già da qui c'è un panorama spettacolare, si vede anche il mare laggiù in fondo e qui c'è Ala dei Sardi e questa è la vedetta, vedete? Ora la stanno tutta ripristinando. Mi aspettavo
un fortino simile a quello di Salima, invece qui stanno facendo delle opere di valorizzazione, vedete, addirittura è già operativa all'interno. Un bellissimo punto anche questo. Ora lasciamo la vedetta Bonastore e ci dirigiamo verso la Madonnina del Monte. Sono curioso di vedere questo luogo di devozione immerso nella natura. Ma vi ricordo che oggi il principale obiettivo è raggiungere la foresta di Volostiu. Voglio spendere un po' di tempo in più in quel territorio che è ancora più su. Ora ci ricolleghiamo alla strada principale, vediamo se riusciamo a trovare questa postazione religiosa nei selvaggi altopiani Alaesi, visto che siamo nei giorni della settimana santa, facciamo una tappa religiosa. C'è il bivio per Sosnuratolos, vedete, oggi lo lasciamo perdere e saliamo più su. Ecco, la Madonnina dovrebbe essere da questo sentiero qua, vediamo se riusciamo a percorrerlo. Queste due travi, anche oggi sto facendo una prova di orientamento e sono senza mappa. Ovviamente se ho qualche dubbio poi mi fermo e verifico sulla mappa, però mi diverto ad addestrare la memoria visiva e l'orientamento. Vediamo dove si nasconde questa selvaggia Madonnina. Ancora non sono riuscito a vederla. Continuiamo a salire. Allora avventurieri, sono arrivato qui ai piedi di questa punta granitica con alle spalle questi enormi generatori e penso di essere andato anche oltre. Vedete, ora andiamo verso la Madonnina del Monte, questo suggestivo luogo religioso immerso in questa valle. Guardate, vedete, sono andato un po' oltre, in pratica si sale di qua. Questa me la faccio a piedi perché è tutta pietre. Non che il Sherden non la possa fare, però non me la rischio perché poi devo continuare il percorso. Guardate, stiamo salendo. Guardate che panorama già da qui. Qui bisogna stare attenti a dove mettere i piedi perché è tutto pietre. Ecco avventurieri, siamo quasi arrivati, è vicinissimo dalla strada. Eccola qua, la nicchia della Madonnina del Monte. Guardate, ricavata tra la roccia. È piuttosto semplice, però è veramente suggestiva. Qui c'è un inno alla Vergine e qui c'è una sorta di cappella, guardate, con un altare. Sicuramente si fanno delle celebrazioni
c'è un'altra Madonnina di qua. Vedete avventurieri, questo paesino è alla dei Sardi, posto a valle proprio della Madonnina. Avete visto avventurieri, è un angolo religioso piuttosto semplice, avvolto dal granito, ma ha un'energia speciale. La Madonnina infatti sembra voler proteggere l'intera valle e la città di Ala dei Sardi, vedete. È sicuramente un luogo dove potersi fermare e godere appieno del silenzio di questo luogo dal fascino unico. Bene avventurieri, ora lasciamo la Madonnina del Monte e ci dirigiamo verso la foresta di Bolostiu. Vediamo cosa riusciamo a combinare oggi perché è già tardi. Voglio giusto esplorare questa strada perché non l'ho mai fatta. Ora ci ricolleghiamo alla strada principale in pratica. Vedete? Siamo di nuovo sulla strada cementata e continuiamo a salire verso il rifugio Sacchile Maggiore, che dovrebbe essere il rifugio dell'Aquila Reale in pratica. E qui la strada si fa sterrata. Noi dobbiamo andare qui sulla destra, un altro giorno percorreremo anche quella per arrivare a Tandalò se riesco. Anche lì c'è un bel labirinto, qui si rifà cementata, vedete. Acceleriamo un po' il passo perché è già tardi, abbiamo ancora diverse cose da vedere. Cementata e il traffico è praticamente nullo. Eccolo qua, intravedo il rifugio Sacchile Maggiore. Questo lo potete prendere come punto di riferimento anche per le vostre escursioni, perché ci sono dei tavoli per mangiare. Oggi faccio giusto un passaggio. Vedete? È sempre aperto. Ovviamente lo stabile è chiuso, però ci sono dei banconi, lo utilizzeranno sicuramente per dei festeggiamenti, non so, comunque quando organizzano dei viaggi, delle escursioni organizzate. E noi continuiamo verso qua. Vedete, qui c'è anche un laghetto,
andiamo verso la foresta di Bolostiu, vediamo cosa riusciamo, dove riusciamo ad arrivare. Da qui in poi non sono mai salito nemmeno io. Wow, guardate, queste sono enormi queste pale. Qui ovviamente ci sono tutta una serie di deviazioni che portano per le pale eoliche. Guardate, da qui si vede Olbia, Tavolara, Capofigari e la strada si fa di nuovo cementata. Non so cosa riuscirete a vedere voi, ma qui, da qui è uno spettacolo. Ovviamente andate prudenti perché qui, guardate, non c'è nessuna barriera. Se per caso ci si incrocia con qualche altro mezzo in velocità si prende il volo. Mamma mia, che panorama! No, vabbè, guardate, questo sì che è un lusso, altro che aperitivo nell'hotel a 5 stelle, e respirare in mezzo a questa meraviglia che per me è un lusso, è qualcosa di incredibile. Fatto bene a percorrerla in questo verso, perché è il verso migliore col panorama sempre di fronte, perché l'intenzione ora è di ricollegarmi verso la frazione di Val Suelzu, se la strada lo permette. Ho visto che su Google c'è un'interruzione, ora andiamo a vedere in che condizioni è. Stiamo scendendo di quota repentinamente, non a caso alcune zone qua si chiamano Palivasciu, la cascata, su fosso, sembra di essere proiettati verso un fosso. Infatti vedete, qua c'è una deviazione, qui in pratica questa è la deviazione per la foresta di Bolostiu, quell'altra continua per Val Suelzu. Ora vado verso Bolostiu, vediamo un po'. Guardate che scenari, qui la vegetazione si fa più fitta, non ci sono più generatori eolici e prevale la vegetazione autentica della Sardegna, lecci, sughere, mirto. Vedete? Qua c'è l'ingresso al cancello, hanno tolto anche il divieto di transito, prima vedevo che c'era un divieto, quindi possiamo continuare tranquilli. Qui là
Un'aria profuma di vita, avventurieri, è una cosa indescrivibile. Ogni respiro sono anni in più di vita. Vi ricordo che questa è un'area boschiva di più di 1000 ettari, sono presenti anche querce secolari e lecci. Vedete, qua c'è un cancello chiuso, quindi proprio alla foresta, alla caserma non ci fanno entrare in pratica. Provo ad avanzare da questo sentiero verso la cascata di Palibasciu. Qui sento scorrere delle acque, quindi la stradina dovrebbe essere proprio questa. Vediamo in che condizioni è, se è percorribile almeno in moto. Oh, guardate che canali, e ci scende lì uno ha fatto, Andiamo a scendere. Ora non è poi così male. C'è un bel fosso. Niente avventurieri, di là la situazione si fa sempre peggio, e domani, essendo Pasqua, non mi sembra il caso di passarla qua. Siamo ritornati sulla pista principale. Alla fine la strada è anche fattibile, un passaggio per le moto si trova sempre. È che ormai è tardi e domani è Pasqua, e poi c'è da fare anche un pezzo a piedi, quindi magari ci ritorno un altro giorno con calma, giusto per vedere la cascata. Oggi sto facendo un po' un sopralluogo in questi spazi che non ho mai visitato nemmeno io. Mi ero fermato al rifugio di Sacchile Maggiore, ma di qua non c'ero mai sceso. Allora avventurieri, ora sono arrivato di nuovo al punto di partenza. Di qua si va per Badde Suelzu, solo che non so in che condizioni sia la strada alla fine. Se qualcuno di voi che vede questo video lo sa, mi dica se è praticabile, altrimenti me la tento un altro giorno. Oggi vado sul sicuro sulla strada del rientro. Alla fine non è male nemmeno percorrerla in risalita, anche se non c'è la veduta del mare, c'è questa distesa di granito
è uno spettacolo anche qua. Sono altri avventurieri. Ciao. Andiamo verso questa pala, avventurieri, vediamo un po' il panorama che c'è da qua su. Da qui si vede benissimo Tabolara, è enorme. Guardate avventurieri, da qui si vede anche il mare, vedete, provo a prenderlo col cellulare, sentirà un po' di vento, però vedete, questa è Corparanci, Caposigari, e di qui si vede anche Tabolara. Il vento qua non accenna a diminuire. Avventurieri, e per voi questa nuova motoavventura in questi splendidi scenari termina qui. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. E se volete venire a farli, contattatemi, così vi do una mano a realizzare il vostro sogno. Ciao!